Benvenuti, sono Francesca di Studio D e questo è il nostro ultimo appuntamento dedicato a Dante e Giulio Cesare. Paradiso, canto sesto. Dante incontra qui l'imperatore Giustiniano, siamo nel secondo cielo di Mercurio. Giustiniano si presenta prima, racconta la sua vicenda di uomo e poi racconta invece l'evoluzione dell'aquila imperiale. Il canto sesto, come tutti i canti sesti delle cantiche, è un canto politico e in questo l'obiettivo è quello di condannare il cattivo comportamento di Guelfi e Ghibellini nei confronti proprio dell'aquila imperiale. Ma c'è un momento, ai versi 55 fino ai versi 72, in cui Giustiniano presenta l'iniziatore di quello che sarà il principato e l'impero, cioè Giulio Cesare, e ne racconta le gesta, una lunga digressione. Si raccontano le vicende galliche, quindi raccontando i fiumi che ne determinavano poi i confini e quindi il fiume Varo, che è il fiume occidentale in Francia, il fiume Reno invece, che erano i confini settentrionali, e poi altri fiumi, l'Isère, la Loira, la Saône, la Senna, il Rodano, e poi ancora invece si passa a raccontare quello che è stato l'inizio della guerra civile, il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, l'inseguire le truppe pompeiane, rivolgersi appunto in Spagna e poi a Durazzo e a Farsalo sconfiggere Pompeo. Sconfitta che avrà un'eco fino, dice, al caldo Nilo, in terra egiziana, dove Pompeo poi troverà la morte per le mani di Tolomeo, che peraltro Cesare sconfiggerà alla fine. Ma ci sarà anche un momento in cui Cesare vorrà recarsi a vedere la tomba di Ettore e allora visiterà Antandro, che è il porto frigio da cui si diceva fosse partito Enea, e il Simeonta, che è il fiume che scorre vicino a Troia, e ancora si raccontano le sue imprese fino appunto alla Mauretania e ovunque Cesare sentisse il corno di guerra, la tromba di guerra di Pompeo. Ebbene, è un grande iniziatore. Poi la storia continua e si parla di Bruto, di Cassio, che abbiamo già visto appunto nell'Inferno come grandi traditori. Ma intanto leggiamo questi versi. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle, redur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. E quel che fe da Varo infino a Reno, Isara vide ed Era e vide Senna e ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenna e saltò Rubicon fu di tal volo che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo e Farsalia percosse, si calnì il caldo, si sentì del duolo. Antandro e Simeonta onde si mosse, rivide e là dove d'Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da Indi scese folgorando a Iuba, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeana tuba. E allora in questi versi ritroviamo proprio il suono appunto delle vicende, delle imprese di Cesare. E non possiamo dimenticare che a Cesare è intitolata anche la colonia di Iulia Concordia, la futura Concordia Sagittaria. Ebbene, questo ultimo nostro incontro vorrei suggerirvi una passeggiata che adesso che si avvicina la primavera, l'estate ancora e quando sarà possibile, è una passeggiata rilassante ma anche densa di storia. E allora la nostra passeggiata potrebbe iniziare proprio dall'area della Basilica, da quel complesso religioso paleocristiano che ha reso importante Concordia agli occhi degli storici, ma anche proprio nella storia del primo cristianesimo. E poi, seguendo quello che è il percorso delle mura, in questa pianta a esagoni irregolare, dovuta proprio sia al fiume, oggi il Lemene, che la circonda, ma anche una serie di canali, dà appunto tutto ciò una struttura particolare alla nostra colonia. Ma è possibile passeggiare e scoprire ancora questi tratti di mura con quello che rimane dei grandi edifici termali,
che sono importanti per la nostra città. Sono 3 in realtà le strutture termali ritrovate, ma queste sono quelle maggiormente visibili e che per essere costruite impegnarono gli uomini proprio anche a sfondare, diciamo, quella cinta muraria che nell'epoca di costruzione doveva essere quasi una formalità, dal momento che Giulia Concordia era in una posizione molto tranquilla. Anche perché poi dopo negli anni, appunto, sappiamo, il Principato, l'impero, insomma, si espanse a tal punto che Concordia non era più vicino ad Aquileia, quindi una città di frontiera, ma fu senz'altro un luogo molto più sereno. Da queste mura, da questi resti termali potremmo portarci in quelli che sono oggi i resti visibili di pavimentazioni di una domus, la cosiddetta domus dei Signini, termine dovuto proprio alla tecnica musiva qui applicata. E allora si potrà riconoscere una sala tricliniale, una sala da pranzo, quello che rimane degli ambienti di servizi, di una domus che ha avuto una storia lunghissima nella vita concordiese. E ancora da lì spostarci e vedere i pozzi che guarnivano in qualche modo i cortili delle case, secondo una moda precedente, e poi quello che rimane oggi costituito da siepi di bosso che rendono benissimo l'idea però delle gradinate, della cavea, dell'importante teatro concordiese. E perché non spostarsi poi lungo quello che era l'antico Decumanus Maximus, ma era anche la Via Annia, una delle più grandi arterie stradali dell'antichità, che proprio al di fuori della cinta muraria vedeva un ponte costruito su un canale che era importante, ma importante lo è ancora oggi per una sua spalla, per le 2 spallette del ponte che riportano anche il nome di un seviro augustale, cioè un sacerdote destinato al culto imperiale che lo aveva a sue spese restaurato. E poi ancora in questo percorso un ritorno, passando attraverso quello che doveva essere il luogo del foro, cioè della piazza principale, alla basilica paleocristiana, uscendo ancora una volta dalla porta orientale, quindi lungo sempre la Via Annia. Ecco, e questo ultimo incontro per me vuole essere un invito nella prossima primavera, nei primi giorni estivi, quando sarà possibile anche per noi uscire e muoverci un po' più liberamente. Venite a visitare Giulia Concordia. Oggi è una splendida cittadina che si adagia proprio lungo il fiume Lemene e che permette una passeggiata rilassante tra le bellezze dell'antichità, ma anche tanti luoghi di grande accoglienza moderni. Bene, a presto!